Viaggi in mongolfiera per ammirare dall'alto il santuario e la funivia aperta anche di sera. Decolla a Rapallo il progetto Tramonti di Montallegro per valorizzare il luogo sacro che domina la città. Da lunedì il Tiguglio collegato con il Cristoforo Colombo di Genova, messo a disposizione da ATP l'Airport Shuttle con 6 corse giornaliere andata e ritorno tra Portofino e l'aeroporto genovese. Consegnato agli alunni della terza F della media di San Domenico di Cesena l'edizione 2018 del premio Bontà Don Nando Negri, riconoscimenti per i medici Pierluigi Bruschettini e Giorgio Dini. Festa di fine anno per il doposcuola di Cicagna, i bambini di diverse nazionalità in questi mesi hanno potuto imparare anche l'arte dei burattini in un esempio concreto di integrazione e divertimento. La messa solenne in onore di Santa Cecilia è eseguita nella chiesa di Santa Maria di Nazareth, oltre un centinaio di artisti, tra coro, orchestra e solisti, che si sono esibiti. Torna a Chiavari il Miglio Blu, inaugurazione questa mattina del tratto di mare sotto la collina delle Grazie, riservato a tutti i nuotatori, segnalato da boe e interdetto alla navigazione. Buongiorno ai telespettatori del TG13, si chiama Tramonti di Montallegro ed è il progetto di valorizzazione del santuario che sorge alle spalle di Rapallo. Promossa dal comune di Rapallo, l'iniziativa prevede la possibilità di effettuare dei viaggi in mongolfiera per ammirare il santuario dall'alto e raggiungerlo anche con un servizio serale della funivia. Un progetto finanziato con i proventi della tassa di soggiorno per una spesa preventivata di oltre 70.000 euro. Vediamo. Rapallo è una città che in 7 minuti ti porta dal mare ai monti. Ecco, noi questa esperienza abbiamo voluto rappresentarla con questa mongolfiera che appunto in 7 minuti raggiunge l'altezza che ti consente di vedere un meraviglioso panorama serale e le luci di Montallegro. Con il biglietto della mongolfiera tu hai il biglietto e vuoi provare il giorno dopo insomma, la funivia. L'altro punto è quello di tenere aperta per queste 2 sere, che questo è sicuro, fino alle 9 di sera la funivia per poter venire in questo specie di teatro naturale che c'è ai piedi del santuario, sia Vittorio Sgarbi sia Poretti, in 2 incontri che peraltro hanno sempre a che vedere con la natura religiosa e laica di questo meraviglioso posto. L'appuntamento è per il 20. Allora, gli appuntamenti per il 20 sulla mongolfiera, quindi vedremo un 20, 21, 22 luglio e 3, 4, 5 agosto la mongolfiera che partirà dal campo Macera perché ha bisogno degli spazi ampi. L'acquisto del biglietto per la mongolfiera avverrà allo yacht di Rapallo sul lungomare e vedrà incluso anche il ticket di andata e ritorno sulla funivia. Gratuito. Il costo sarà di 15 euro inclusa la funivia e di 10 euro per i bambini sotto i 12 anni. Novità turistiche per Montallegro, ma rimane la devozione a Maria. Assolutamente sì, e tanto novità anche per me, nel senso che le sto vivendo per la prima volta insieme al comune di Rapallo che le sta vivendo per la prima volta. Certamente Montallegro offre uno scenario fantastico, diventa una location per avvenimenti di nicchia e straordinari, ascolti importanti, però non va snaturato e non è il desiderio di nessuno snaturare quello che Montallegro offre, cioè l'incontro con Maria e attraverso Maria l'incontro con Gesù. È per questo che la gente sale su a Montallegro e questa è la storia dei pellegrini, la storia dei fedeli, la storia dei devoti che incontra a Montallegro una madre e come ogni figlio viene a chiedere grazie. E il lungo e complesso lavoro di restauro delle casse processionali del Maragliano, San Francesco che riceve le stimmate e le tentazioni di Sant'Antonio Abate, sarà al centro dell'incontro in programma questa sera nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. A partire dalle 21 verrà illustrato il lavoro di recupero delle 2 opere che sono state ricollocate nelle nicchie laterali a fianco dell'altare maggiore. Dopo i saluti del Vescovo e del Sindaco di Chiavari interverranno Roberto Timossi del Comitato di Gestione della Compagnia di San Paolo, realtà
che ha finanziato buona parte dei lavori di restauro, e Vincenzo Tinè, soprintendente dell'archeologia, belle arti e paesaggio per la Liguria. L'intervento di recupero sarà illustrato dalle curatrici Paola Traversone, storica dell'arte per la soprintendenza, e Margherita Levoni, restauratrice. Seguirà il concerto Anton Maria Maragliano, la musica della sua epoca, a cura della superba Chamber Orchestra diretta da Danilo Marchello, con il soprano Lucia Cortese. Verranno eseguite la pastorale di GB Campodonico e il mottetto di Antonio Vivaldi. Durante il concerto saranno proiettate le immagini delle diverse fasi dell'intervento di restauro. E domani sera invece alle 21:30, in occasione della festa del Carmine Lavagna, all'oratorio della Santissima Trinità saranno presentati i lavori di restauro previsti per la cassa processionale. Anche in questo caso saranno presenti Paola Traversone e Margherita Levoni. La serata sarà allietata dal concerto del gruppo vocale Cordis Gaudia. I trasporti adesso si chiama Airport Shuttle, navetta per l'aeroporto, il nuovo servizio messo a disposizione da ATP. Da lunedì prossimo e per i prossimi mesi estivi un bus collegherà le località del Tiguglio occidentale, Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo con lo scalo genovese del Cristoforo Colombo. Vediamo come funziona. Prenderà il via lunedì il nuovo collegamento tra il Tiguglio e l'aeroporto di Genova. L'Airport Shuttle, questo è il nome del servizio messo a disposizione da ATP, collegherà tutti i giorni la Riviera di Levante con il Cristoforo Colombo, con 6 corse giornaliere previste per le andate e altrettante per il ritorno. I 2 capolinea del nuovo servizio saranno Portofino e l'aeroporto, per una tratta che viene percorsa in poco più di un'ora. 8 le fermate intermedie: Paraggi, Covo di Nord-Est, Santa Margherita Ligure, San Michele di Pagana, Rapallo, Corso Matteotti, Rapallo Stazione, Rapallo Campo da Golf e poi il casello della 12. È un servizio molto importante che testimonia quanto la proattività e la collaborazione fra enti territoriali sia fondamentale per migliorare la qualità dei servizi e anche la quantità dei servizi offerti ai residenti e ai turisti. La prima partenza da Portofino sarà alle 4:10 del mattino, l'ultima alle 17. Per il ritorno la prima partenza da Genova è alle 9:30, l'ultima 30 minuti dopo la mezzanotte. A bordo del mezzo in funzione sarà attivo un sistema Wi-Fi. Il servizio prenderà il via per un periodo sperimentale di 2 mesi. I titoli di viaggio sono acquistabili online sul sito di ATP Esercizio. Il biglietto a bordo di corsa singola costerà 20 euro. Per quanto riguarda i biglietti online, il ticket di andata e ritorno costerà 30 euro. Previsti sconti per un numero maggiore di persone. Devo anche sottolineare un fatto, che veramente l'amore per l'aeroporto che abbiamo noi, l'entusiasmo ce l'ha anche la città metropolitana, i sindaci, il sindaco di Bucci per quanto riguarda l'area metropolitana, ma il sindaco di Rapallo, di Santa Margherita e di Portofino, che sono 3 location note in tutto il mondo, quindi è un fiore all'occhiello poter collegare queste belle destinazioni con un autobus che parte molto spesso, se quasi sempre, dall'aeroporto in orari assolutamente condivisibili e utili ai clienti. È stata festa al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno per il 9° addio a Donnando, anniversario della salita al cielo del fondatore dell'opera diocesana Madonna dei Bambini. Al termine della Santa Messa, presieduta dal Vescovo, è stato consegnato il premio Bontà e 2 riconoscimenti ad altrettante figure che si sono distinte nell'impegno per gli altri. Quest'anno il premio Bontà Donnando Negri è stato assegnato alla classe terza F della scuola media Giovanni Pascoli di San Domenico di Cesena, a cui è stato riconosciuto l'impegno nel dedicare tempo e cura ad una compagna seriamente ammalata. Inoltre la giuria ha segnalato per particolari meriti 2 medici, il professor Pierluigi Bruschettini e il dottor Giorgio Dini, entrambi in servizio all'ospedale Gaslini di Genova. A concludere la cerimonia la consegna dei diplomi per gli allievi della formazione del villaggio. Vediamo. Una classe normale di alunni che in seconda media a gennaio dello scorso anno conosce una dura realtà allorquando una grave malattia colpisce una loro compagna. Tutto successo l'anno scorso, quando ci siamo salutati per le vacanze di Natale, e il 5 gennaio mi chiama la mamma per raccontarmi che Caterina aveva subito, insomma, gli esiti di una pesante emorragia, e con un intervento, e le avevano dato poche ore di vita.
e in realtà poi Caterina è rimasta in coma dei mesi, sempre con la paura che potesse accadere il peggio, e poi si è ripresa e l'abbiamo capito dal fatto che ha aperto gli occhi, e noi le siamo stati vicino durante tutto questo percorso, andando a trovarla in ospedale con 5, 6, a volte 10, 12 ragazzini che improvvisavano dei giochi insieme a Caterina e cercando sempre di coinvolgerla di più. Adesso Caterina riesce a parlare, con difficoltà, ma riesce a parlare e sta cercando di imparare di nuovo a camminare. Segnalazione speciale ex equo per il dottor Pierluigi Bruschettini, pediatra e neurochirurgo presso l'ospedale Gaslini di Genova. Dottor Giorgio Dini, per 36 anni medico nel Dipartimento di Ematologia e Oncologia dell'ospedale Gaslini. Come al solito tanti premi e riconoscimenti per i nostri ragazzi. Oggi abbiamo consegnato le qualifiche del percorso triennale ai nostri ragazzi da operatore del legno, operatore elettrico e operatore meccanico. Un riconoscimento ufficiale e importante per la loro vita. Ecco, poi questi ragazzi adesso sono pronti per il mondo del lavoro oppure ancora possono sviluppare queste pratiche? Alcuni proseguiranno in un quarto anno o nella scuola statale o nei nostri percorsi IFP, alcuni di loro andranno a lavorare. E le interviste e il racconto della giornata di festa del Villaggio del Ragazzo saranno proposte in occasione della puntata di martedì sera della rubrica Si può dare di più, in onda alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Entra nel vivo a Moneglia la solennità del Santo Cristo. Questa sera, a vigilia della festa, alle 20:45 il canto dei Vespri e la messa. Alle 23 in programma lo spettacolo pirotecnico sul lungomare. Domani alle 10 la Santa Messa solenne sarà celebrata da Don Stefano Mazzini, vicario generale della diocesi. Alla sera alle 20:45 il Vespro, presieduto da Don Gianluca Trovato, rettore del santuario di Montallegro, a cui seguirà la processione con la venerata immagine del Santo Cristo e la partecipazione dei crocifissi. Al termine la benedizione e l'adorazione eucaristica. Andiamo in Fontana Buona adesso. Un bilancio sicuramente positivo, quello del doposcuola di Cicagna. Attivato a marzo, grazie all'impegno del Comune e delle volontari dell'Associazione Il Ponte della Cultura, nel corso di questi mesi ha garantito il suo servizio a decine e decine di bambini residenti in vallata, in un esempio concreto di integrazione. Nei giorni scorsi si è tenuta la festa di fine anno che ha visto la messa in scena di uno spettacolo di burattini, un'arte che i piccoli hanno potuto imparare grazie all'impegno di Antonio. Vediamo. E come ogni favola che si rispetti, alla fine i buoni sconfiggono il drago e tutti vissero felici e contenti, in pace e armonia. È un racconto di speranza, quello messo in scena dalla piccola compagnia dei burattini del doposcuola di Cicagna, cittadina nell'entroterra di Chiavari, in occasione della festa di fine anno. C'era un draghetto che non aveva più il fuoco, poi era più il sole che aveva tanto fuoco, Sauro è stato catturato, poi Tonio e il padre andavano a salvarlo. Un po' le marionette, muoverle era stato un po' difficile, ma quando ho imparato era facile un po', è stato divertente. A muovere i personaggi e a declamare le battute, le manine e le simpatiche voci di Ismail, Ayat, Layala, Kevin, Pietro, Rashk, bimbi del doposcuola attivo da marzo nel comune della Val Fontana Buona, figli delle numerose famiglie straniere che in questi anni sono venute ad abitare in valle, esempio concreto di integrazione e scambio culturale. Si trovano molto bene anche perché abbiamo praticamente quasi tutte le nazionalità che puoi trovare e quindi si sono integrati molto bene, vanno anche a scuola, vanno insieme, fanno compiti insieme, si aiutano tra di loro e magari gli italiani aiutano quelli cinesi o magari i marocchini o tutti gli altri nell'italiano, nel parlare, nel scrivere. E ognuno di noi appunto ha dato il suo contributo e abbiamo collaborato insieme, poi per fortuna è uscito fuori qualcosa di bello alla fine.
Il doposcuola di Cicagna, voluto e portato avanti dalle volontarie dell'Associazione Il Ponte della Cultura, ha potuto contare sull'impegno di Antonio, appassionato burattinaio che da tempo si spende per tramandare ai più piccoli l'arte e i segreti che si celano dietro le quinte del teatrino. Sono sposato, sono venuto qua a vivere qua e ho cominciato a fare quello che facevo all'oratorio. Io recitavo, cantavo, facevo un po' di tutto come si fanno gli oratori normalmente. C'era anche questa cosa dei burattini. Sì, c'eri anche tu, volevo anche lui, c'era anche lui. E ho pensato di farlo anche qua. Sono molte le comunità parrocchiali che celebrano in questi giorni la festa di Nostra Signora del Carmine. La solennità sarà festeggiata domani al Santuario di Nozzarego a Santa Margherita Ligure. La messa solenne delle 11 sarà presieduta dal Vescovo Monsignor Alberto Tanasini. Nel pomeriggio la messa vespertina alle 17:30 celebrata da Don Gianluca Trovato, rettore del Santuario di Montalegro, a cui seguirà la processione per le vie della frazione. Nella frazione di Arzeno, invece in Alta Val Graveglia, domani la messa solenne delle 18 sarà celebrata dal nuovo amministratore parrocchiale Don Paolo Nicora. Seguiranno la processione, la benedizione eucaristica e un momento di festa sul sagrato. Lunedì a Castiglione Chiavarese il Vescovo presiederà la Santa Messa alle 10:30, nel pomeriggio giochi per bambini e famiglie, in serata a partire dalle 20:30, vespri, processione, benedizione eucaristica e al termine concerto della banda sul piazzale della chiesa. Festa patronale in onore di Nostra Signora del Carmelo, lunedì anche a Lavagna. La messa solenne delle 10:30 sarà presieduta in Basilica da Monsignor Corrado Sanguinetti, Vescovo di Pavia. Saranno presenti le autorità cittadine per l'adempimento del voto. In serata alle 21 la processione per le vie della città. E un centinaio di artisti, dall'orchestra ai solisti ai cori delle 4 parrocchie cittadine, hanno eseguito nella Basilica di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante la messa solenne in onore di Santa Cecilia, composizione del francese Charles Gounod. Un concerto che ha visto una lunga preparazione, diretto dal maestro Paolo Sperandio. Vediamo. È stata un'esperienza unica, veramente incredibile, perché per me musicalmente è un traguardo, perché comunque insieme a Paolo abbiamo preparato il coro e è stata veramente una cosa unica e poi insomma farlo qui per me ha una valenza particolare, perché è la mia parrocchia e dove presto servizio come organista. Quante parrocchie eravate come coro? Eravamo la parrocchia di Santa Maria di Nazareth, di Sant'Antonio, Santo Stefano del Ponte, Riva, Pila e San Bartolomeo. Bello, bellissimo, da direttore di coro un'esperienza meravigliosa. Certamente quello che richiamava Don Luciano all'inizio è stato il punto centrale ed è il rapporto che si è creato di unione, di amicizia, grazie a Paolo, grazie a Davide, serenità tra noi che abbiamo avuto l'onore di fare i solisti, un'esperienza davvero edificante come persone, non soltanto per l'oggettivo risultato di entusiasmo e di successo. Contento? Ma soddisfattissimo, è un'esperienza di grande emozione non soltanto per me ma degli orchestrali, dei coristi che sono stati coinvolti in questo che possiamo definire veramente un evento. E vi segnaliamo che la ripresa integrale del concerto della messa solenne in onore di Santa Cecilia sarà trasmesso questa sera su Telepace 1 al canale 15 a partire dalle 21:10. Linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti.
Prima pagina di Avvenire, altro muro d'acqua dopo il caso di Ciotti, tensione in maggioranza, nave con 450 migranti in difficoltà verso Linosa. Salvini non entrerà nei nostri porti, vada a Malta. Il ministro dell'Interno, se Mattarella vuole, chiarirò, ma il Movimento 5 Stelle avverte rispettare il Quirinale. In foto, pochi laureati, Italia penultima in Europa, solo 3 giovani su 10 hanno un titolo e l'Università La Cattolica borse di studio a tutti i meritevoli. L'economia, triano ai tagli chiesti dall'Unione Europea, duello sul CETA del ministro Di Maio, intanto vieta l'intesa con il Canada. E nelle pagine interne l'analisi, l'Unione Europea come un arlecchino che ricorda troppo il 1914, così la crescita disomogenea ha alimentato le tensioni, contraddizioni e limiti della Costituzione europea, l'analisi di Roberto Sommella. Passiamo al secolo XIX, il Colle avvisa il governo, stop ai conflitti tra poveri. Bonafede intanto dice bene Salvini, in arrivo un altro barcone, nuova lite Italia-Malta, 20 miglia, tensione per il corteo dei no border, blindata la frontiera. Poi a Londra Trump è contestato 100.000 in piazza per l'arrivo del Presidente degli Stati Uniti. In foto, treni, da settembre i rimborsi sui ritardi in Liguria, la Giunta ha approvato i criteri per il riconoscimento ai viaggiatori dei bonus dovuti nel caso di mancato rispetto dell'indice di affidabilità. Passiamo al Levante del secolo XIX, Clochard e Bivacchi, Bagnasco si schiera per il giro di vite, sanzioni ed Aspo, no alle questie insistenti e alle bevute di gruppo di alcolici, ma libera Rapallo, attacca, fumo negli occhi, altri i problemi. Treno chiude le porte mentre la gente sale, proteste, ancora a Rapallo, un viaggiatore già salito a bordo ha bloccato il dispositivo, i convogli si fermano in curva e la visuale non è perfetta e parte una raccolta di firme. E poi in chiusura il centro di Lavagna invaso dalla folla, musica e gusto fa ancora il pienone. Ieri sera il centro storico di Lavagna invaso da migliaia di persone per musica e gusto. Andiamo adesso in redazione per vedere se ci sono aggiornamenti con Francesca Caporello. Sì, grazie Andrea. Buongiorno a tutti i telespettatori. Questa mattina è stato inaugurato il Miglio Blu a Chiavari, dedicato a Marino Ianni, promosso dalla Chiavari Nuoto in collaborazione con il Comune di Chiavari. La partenza si è tenuta nella spiaggia di Piazza Gagliardo, detta appunto Piazzetta dei Pescatori. Il Miglio Blu è una corsia contrassegnata da boe indicanti le distanze percorse che consente di nuotare in sicurezza rispetto alle imbarcazioni e per raggiungere la scogliera delle Grazie nei pressi del Gruppo del Sale. L'amministrazione chiavarese ha deciso di dedicare il Miglio Blu su suggerimento della Chiavari Nuoto proprio a Marino Ianni, master di spicco della Chiavari Nuoto, pluricampione italiano sia in vasca che in mare. E dalla redazione è tutto, ripasso la linea allo studio. Grazie, rimaniamo in tema perché domani pomeriggio alle 18 alle piscine comunali di Sestri Levante si svolgerà il terzo torneo di pallanuoto spettacolo organizzato dal Lions Club Alta Val di Vara, Aveto, Graveglia Sturla per contribuire al progetto Un salvagente per vaccino. Come negli anni passati l'intero ricavato sarà devoluto al programma della Fondazione Internazionale Lions che si prefigge di vaccinare almeno il 95% dei bambini in Etiopia, Madagascar, Mali e Nigeria. L'iniziativa vedrà affrontarsi in vasca pallanuotisti più o meno improvvisati ma desiderosi di contribuire all'iniziativa benefica. E nell'anno del centenario la Lavagnese si regala un settore giovanile completamente rinnovato, notizia che andiamo a leggere anche sul nostro sito teleradiopace.com. Passione, professionalità, esperienza ed entusiasmo, queste le parole chiave del progetto a cui hanno lavorato in questi ultimi mesi la prima squadra e la Polisportiva Golfo del Tiguglio. La guida tecnica sarà affidata a Luca Cavallo per la scuola calcio e a Simone Basso per il settore giovanile, entrambi uomini di calcio con esperienza a livello professionistico. Mirko Del Santo e Andrea Spaggiari invece si occuperanno della gestione generale del settore giovanile e delle relazioni con le famiglie. Con lo sport si conclude questa edizione del TG13, l'informazione torna questa sera alle 19:15 con la prima edizione di Tiguglio Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.